Suor Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo, conosciuta come Teresa di Lisieux, è stata una carmelitana francese vissuta tra il 1873 e il 1897. Beatificata nel 1923 e successivamente canonizzata nel 1925 da Papa Pio XI, è diventata una figura ammirata in tutto il mondo. Teresa di Lisieux è considerata la patrona dei missionari insieme a San Francesco Saverio e dal 1944 condivide il titolo di patrona con Sant'Anna e Giovanna d'Arco. La sua festa liturgica si celebra il 1° o il 3 ottobre, a seconda delle tradizioni religiose. Le sue scritture postume, tra cui l'opera Storia di un'anima, pubblicata poco dopo la sua morte, hanno avuto un impatto straordinario. La sua spiritualità unica, nota come la piccola via o l'infanzia spirituale, ha ispirato numerosi credenti e ha lasciato un'impronta profonda anche su coloro che non professano la fede. Teresa di Lisieux è stata proclamata dottore della Chiesa nel 1997, nel centenario della sua morte, diventando la terza donna ad ottenere questo titolo, dopo Caterina da Siena e Teresa d'Avila. La sua storia e il suo messaggio continuano ad affascinare e a toccare il cuore di molte persone in tutto il mondo. Ecco alcune delle citazioni più potenti di Santa Teresa di Lisieux che riflettono la sua profonda spiritualità e il suo amore per Dio. Vivere d'amore significa gettarsi nelle braccia del Padre Celeste come un bambino che si abbandona tra le braccia di sua madre. Non desidero compiere grandi azioni eroiche, ma semplicemente fare piccole cose con grande amore. Il mio unico desiderio è di fare la volontà di Dio. La mia vocazione è amare. L'amore misura la nostra vita. Quanto più amiamo, tanto più piena è la nostra vita. Non ho altro mezzo per dimostrare il mio amore a Gesù se non quello di farlo amare. Non voglio essere santa per metà, voglio essere una santa intera. Sei tu, mio Gesù, l'amore che mi attira, è il tuo amore che mi ha trasformato. L'amore non è mai esagerato, non può mai esagerare. Il mio paradiso è passare il mio cielo a fare del bene sulla terra. A 14 anni, dato il mio desiderio di scienza, il buon Dio giudicò necessario unire alla pura farina miele ed olio in abbondanza. A un tratto la Vergine Santa mi parve bella, tanto bella che non avevo visto mai cosa bella a tal segno. Il suo viso spirava bontà e tenerezza ineffabili, ma quello che mi penetrò tutta l'anima fu il sorriso stupendo della Madonna. Ah, quante ne abbiamo viste di genti varie, gli uni diversi dagli altri, e quale campo di studio interessante il mondo quando si è prossimi a lasciarlo.
Ah, se i sapienti, dopo aver passato la loro vita negli studi, fossero venuti a interrogarmi, senza dubbio sarebbero rimasti meravigliati vedendo una fanciulla di 14 anni capire i segreti della perfezione, segreti che tutta la loro scienza non può scoprire, poiché per possederli bisogna essere poveri di spirito. Capii che cosa è la vita. Fino allora non l'avevo vista così triste, ma ora mi apparve in tutta la sua realtà. Vidi che era soltanto sofferenza e separazione continua. Piansi amaramente, perché non comprendevo ancora la gioia del sacrificio. Ero debole, così debole che considero una grande grazia aver potuto sopportare una prova, la quale pareva molto al di sopra delle mie forze. Ci sono molti gradi nella perfezione e che ciascun'anima è libera di rispondere agli inviti di nostro Signore, di far poco o molto per Lui, insomma di scegliere tra i sacrifici che Egli chiede. Dio ha voluto creare i grandi santi, che possono essere paragonati ai gigli ed alle rose, ma ne ha creati anche di più piccoli, e questi si debbono contentare d'essere margherite o violette, destinate a rallegrar lo sguardo del Signore quand'Egli si degna d'abbassarlo. Forse Gesù ha voluto mostrarmi il mondo innanzi alla prima visita che mi avrebbe fatta, affinché io scegliessi più liberamente la via sulla quale mi sarei impegnata con Lui. Il Signore mi ha fatto la grazia di non conoscere la società mondana se non quel tanto da poter disprezzarla e tenermi lontana da essa. Io non do importanza ai miei sogni, del resto ne ho raramente di simbolici, e mi domando perfino come mai, pensando tutto il giorno al Signore, io non me ne occupi di più durante il sonno. Il dubbio non era possibile, già la fede e la speranza non erano più necessarie. L'amore ci faceva trovare sulla terra colui che cercavamo. Io non racconterò la mia vita vera e propria, bensì i miei pensieri riguardo alle grazie che Dio mi ha concesse. L'amore di nostro Signore si rivela altrettanto bene nell'anima più semplice, la quale non resista affatto alla grazia, quanto nell'anima più sublime. L'ho ben capito. La gioia non la troviamo negli oggetti che ci stanno intorno, bensì nel profondo dell'anima. Possiamo averla in una prigione altrettanto bene che in un palazzo. La prova è che io sono più felice nel Carmelo, anche tra prove intime ed esteriori, che nel mondo, circondata dalle comodità della vita e soprattutto dalle dolcezze del focolare paterno. La mia anima è maturata nel crogiuolo delle prove esteriori ed interiori. La mia confessione era breve, non dicevo mai una parola dei miei sentimenti intimi, essendo così dritta la via su cui camminavo e così luminosa che non mi occorreva altra guida se non Gesù. La perfezione consiste nel fare la sua volontà, nell'essere ciò che Egli vuole che noi siamo. Non è la mia vita vera e propria che scriverò, ma i miei pensieri riguardo alle grazie che il buon Dio si è degnato di accordarmi.
Non tutte le anime possono somigliarsi, bisogna che cene siano di gruppi diversi per onorare in modo particolare ciascuna perfezione del Signore. Nostro Signore si occupa di ciascuna anima con tanto amore, quasi fosse la sola ad esistere. Paragonavo i direttori a specchi fedeli che riflettessero Gesù nelle anime e dicevo che per me il buon Dio non si serviva di intermediario, bensì agiva direttamente. Per tutta la mia vita è piaciuto a Dio circondarmi d'amore. I primi ricordi sono sorrisi e carezze tenerissime. Ma se Egli mi aveva messo intorno tanto amore, me ne aveva posto anche nel cuore, creandolo amante e sensibile. Quale gioia pensare che il buon Dio è giusto, cioè che tiene conto delle nostre debolezze, che conosce perfettamente la fragilità della nostra natura. Questo, proprio questo, il mistero della mia vocazione, della mia vita tutta, e in particolare il mistero dei privilegi di Gesù sull'anima mia. Gesù non chiama quelli che sono degni, bensì chi vuole Lui. Queste citazioni sintetizzano la profonda devozione di Santa Teresa di Lisieux e il suo desiderio di amare Dio e gli altri in ogni piccola azione della sua vita. I suoi insegnamenti continuano a ispirare e a guidare coloro che cercano un cammino di amore e umiltà. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.